per un nuovo appuntamento di Mille Voci. Ecco il mio maestro Alessandro che mi accompagna in questa edizione, che mi accompagnerà anche oggi in questa puntata. Ma voi vedete un ingresso un po' particolare, io sono ferma qui al centro, ma in realtà non sono sola, questa è la magia della televisione, perché adesso il nostro Gianni Turco vi fa vedere da chi sono circondata. Guardate un po' qui che onore! Un intero coro gospel, tutto per noi! E diamo il benvenuto a Gianluca Buratti, grazie. Grazie. Il nome del vostro coro gospel? Il nome del coro è Seven Hills Gospel Choir, ma in realtà è molto semplice perché Seven Hills non è altro che la traduzione di 7 colli, per cui era un po' per identificare la nostra romanità. Allora, il nostro coro gospel, i 7 colli, cosa ci presentate oggi? Canteremo Battlefield, che significa campo di battaglia. Coro gospel Seven Hills. Gianluca Buratti. Grazie. Listen, my soldier on the battlefield, and I'm fighting for the Lord. I promise him I will serve him until I die, and I'm fighting, yes I am, fighting for the Lord. On this Christian journey, I've had heartaches and pain, sunshine and rain, but I'm fighting, yes I am. I've been up and down, but I'll never turn around, 'cause I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. You know what turns if I hold out, hold out, hold out, hold out, then I know I get my crown. Come on, let's do it again. I'm a soldier on the battlefield, and I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. You know what I mean? I promise him I would serve him until I die, and I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. On this Christian journey, I've had heartaches and pain, sunshine and rain, but I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. You know what mission? I've been up and down, but I'll never turn around, 'cause I'm fighting, yes I am. Fighting for the Lord. Yeah, if I hold out, hold out, hold out, hold out. Come on, help me sing. Hold out. Come on and sing. Hold out. You know, sing together. Hold out. Come on, help me sing. Got to hold out, hold out, through the sunshine and rain. I got to hold out, through the heartaches and pain. I got to hold out, then I know I get my crown. Come on, put your hands together, let's have some clap. How many soldiers are there? How many know that we are on the battlefield and we are fighting for the Lord? Yes, I'm fighting. I'm on the battlefield. Yes, I am. Fighting for the Lord. Come on, sing them on. I'm on the battlefield. Fighting for the Lord. I'm on the battlefield. I'm on the battlefield. Fighting for the Lord. Come on, sing, come on. On the battlefield, I'm on the battlefield, fighting for the Lord. Yes, I am. I'm on the battlefield, fighting for the Lord. Yes, we're fighting for the Lord. I'm on
Grazie. Uno Grazie a dello tutti. spettacolo, grazie Gianluca Buratti. Grazie a Noi voi. l'avevamo avuta una piccola idea col turco, questa la recicliamo per tempi migliori perché non abbiamo avuto l'occasione di farlo proprio perché è scoppiata una pandemia, ma noi dobbiamo fare una cosa insieme. Io voglio assolutamente cantare con voi perché siete strepitosi, sarebbe un'altra di quelle esperienze proprio spettacolari. Appena sarà possibile lo faremo, sì, assolutamente. Grazie Gianluca, rimanete grazie con noi, grazie. Accomodati, prego, e anche voi, chi può, si accomodi. Questa è la faccia dell'emozione, anche un po' da pesce lesso, perché adesso vi presento un grande artista, è già stato ospite di questa edizione con enorme piacere. Lui è un bell'uomo, è un bravissimo cantante, è stato presentatore di questa trasmissione, quindi adesso voglio dire, sono anche grandemente messa alla prova, quindi poi sentiremo le critiche e i commenti di Gianni Nazzaro. Il maestro, cioè puoi assolutamente maestro non solo per la conduzione di Mille Voci, ma tu sei anche un maestro di vita perché sei spettacolare, hai questa passione per gli aforismi. Sì, vero? Sì, ogni tanto te ne esci con queste frasette che sono una chicca moltissimo. Veramente adatte a ogni occasione. No, io adesso mentre ero lì nel pubblico sentivo tutto ciò che accadeva e ho visto questo coro gospel, i Seven Hills. Bravissimo, vedi, lo dice meglio di me. E mi sono chiesto, ma siccome noi italiani siamo un popolo in battere, mentre gli americani sono un popolo in levare, noi siamo tarantella e loro sono blues. Come fate voi dei Seven Hills? Scusa, quando vi trovate di fronte a una cosa che fa un staccato, questo dovrebbe essere, invece noi facciamo come fate a conciliare? Vabbè, devo dire che ci sono riusciti, no? Sono stati veramente grandi, quindi grazie. Gianni Nazzaro, è il momento dei grandi sentimenti e lo facciamo con il romanticismo, la carineria e l'eleganza di Gianni Nazzaro. Gianni Nazzaro, i grandi sentimenti. E navighiamo in mezzo all'universo, tra verità nascoste, cercando un po' d'amore. Sopra gli appunti disegniamo i fiori, distratti e ricalcati, mentre guardiamo fuori. Siamo aggrappati all'immaginazione. Il futuro si perde tra le cose passate e i grandi sentimenti tardano ad albeggiare. Sono così lontani dalla vita, ancora indefinita. Io ti ho cercato pure questa sera in una fiaba antica, sapessi che fatica. Ci siamo persi dopo la tempesta, forse perché l'amore a volte dice basta. Il nostro viaggio tocca l'illusione, ma se il cuore è sincero si riparte da zero. E i grandi sentimenti
venti tornano ad albeggiare, prendono per le mani questa vita ancora indefinita, e i grandi sentimenti partono all'improvviso quando ci abbandoniamo ad un sorriso, amore sul tuo viso. Un sorriso, amore sul tuo viso, amore sul tuo viso. Ma che dire! Ma che emozione! Questa canzone è stupenda, bellissima, e tu sei stato veramente un grandissimo interprete. Facciamo veramente un grande applauso a Gianni Nazzaro. Io mi devo trattenere perché sto con la lacrimuccia, però poi mi vuole il trucco. Mi avvicino, scusami Turco, sto facendo avanti e indietro, ma seguimi, vieni qui, perché io... lei ha mantenuto la sua promessa, è stata gentilissima perché ha partecipato a una di queste puntate di questa edizione e io le ho chiesto ti prego per favore torna a trovarci, e lei è tornata, Vilma Goic. Grazie. Vieni, Vilma. Bentrovati. Allora, come state? hai bisogno dell'asta per cantare? No. Allora la facciamo togliere, bene. Allora Vilma, grazie di aver mantenuto la tua promessa. Poi c'è il nostro maestro Alessandro che... Alessandro al quadrato. Alessandro al quadrato. Ecco, vedi, questa di Alessandro al quadrato ti perseguiterà per tutta l'edizione di Mille Voci e la colpa è di Vilma Goic. Ecco. Così. Allora Vilma, un altro grande successo. Sì, questo l'ho rifatto io perché mi ricorda una cosa. Le canzoni che io rifaccio degli altri praticamente sono cose che mi riportano indietro e mi ricordano qualche cosa di bello. Questo mi ricorda una cosa bella, non la voglio dire se no mi commuovo. Va bene. E allora, però la canto. È una canzone che conoscono tutti, se volete la potete cantare tutti in coro, anche a casa tra l'altro. Io l'ho fatta un po' alla mia maniera senza sconvolgerla perché è una canzone talmente particolare e talmente classica che non si poteva sconvolgere assolutamente, però l'ho fatta un po' alla mia maniera. Bene, ecco. La nostra Vilma Goic in Che sarà? Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, sono la tua malattia. Paese mio ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore.
ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. E che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Grazie Vilma, grazie per questo che sarà, chissà che sarà. E che sarà, è proprio questo. Questa è la domanda che ci facciamo. Sì, meno male che qui veniamo e almeno cantiamo qualcosa. Ecco. Brava, quindi visto che hai detto questa cosa qui, adesso dopo ce ne canti pure un'altra, hai capito? Come tu devi stare attenta a quello che dici, perché io poi ti colgo la palla al balzo. Ti è tanto piaciuto cantare a 1000 voci e poi ce ne fai sentire un'altra, va bene? Va bene, allora a dopo, mi Grazie raccomando. Vilma Grazie. Goic. Bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Mi avvicino un attimo al maestro Alessandro. Ecco, che è successo adesso? Perché adesso vediamo se intuisci chi è il prossimo artista. Tu canti. No, non tocca No? a me. No, non tocca a me. No. Ero venuta qui perché volevo sapere se mi vuoi lasciare. Ah, dimmi almeno perché. Bravissimo. Però è meglio non dirlo, secondo me. Ah, Meglio no? Tu sei no. di quelli che lasciano senza dire No, perché? però il perché non è uno. Cioè uno Ah, ce dovrebbe ne sono passare il tanti. resto della vita a spiegarlo. E ognuno poi capisce quello che vuol capire, non la realtà. Quindi. Allora, invertiamo la tendenza. Se lo volete lasciare Sì. a lui, non diteglielo. Non me ne dite niente. Michele! Sì. Cosa ci canti oggi? Oggi ho scelto una canzone di qualche anno fa, che avevo inciso, che è nata subito dopo il mio primo viaggio di tournée negli Stati Uniti, a New York. E allora abbiamo scritto questa canzone che ricorda quel momento lì. Il nostro Michele con Cade la neve.
triste. Siamo turisti italiani a New York. Siamo atterrati con la luna triste. Quest'aeroporto ci addormenta il cuore. Dal vetro fuori all'oblò cade la neve a New York. Portiamo il sole, portiamo provviste per qualche amico che vive nel Bronx. Siamo preparati a dolci conquiste. La quinta strada ci invita al suo show. Dal cielo sotto il metro siamo arrivati a New York. Come l'Italia, l'America esiste. Come in Italia, qui nevica un po'. Cade la neve a New York, cade la neve a New York. Ritmo di luci che inonda le strade, ritmo di suoni pulsanti nel cuore, voci che intonano questa canzone, canzone d'amore. Una canzone che ci fa volare sui grattacieli e sui ghetti del Bronx, dicembre Yankee coperto di neve, fa un freddo cane, scaldiamoci un po', cade la neve a New York. Ho visto incroci di razze mai viste, qui la natura fantastica un po', un grande amore, due lingue diverse, l'istinto dice che lo incontrerò, se il cuore accende un falo, scioglie la neve a New York. Come l'Italia, l'America esiste, come l'Italia, qui nevica un po', cade la neve a New York, cade la neve a New York. Ritmo di luci che inonda le strade, ritmo di suoni pulsanti nel cuore, voci che intonano questa canzone, canzone d'amore. Noi siamo figli del vecchio stivale, di quel paese bagnato dal Po. Questo Natale è un Natale speciale, e questa America è un grande jukebox, cade la neve a New York. Michele! Cade la neve a New York, che bella atmosfera. Guarda, ci hai veramente descritto questa esperienza con questa canzone, grazie. Sono arrivato a New York e io parco il carro a Bash. Perché là parlano... No, parlano... fermi, Turco, stringi perché questa non mi ricapita. Perché? Adesso la ridici, no, ridilla che è spettacolare, senti. Sono arrivato a New York e parca il carro a Bash. Posteggia la macchina lì sotto. Ok, parlano così a New York. Poi forse anche gli italiani che perdono un po', no? la lingua italiana quando parlano all'estero, quando tornano mescolano un po' le lingue, quindi io mi ricordo che avevamo dei compaesani che dicevano che venivano da Brooklyn invece di dire Brooklyn. Ma questo era il modo di parlare proprio brooklino. Di brooklino. Bene, allora un saluto a tutti i nostri compaesani che vivono all'estero, a tutti gli italiani che vivono all'estero. Grazie Michele. Sì. Tu vuoi fare l'americano, veramente. Ma sei nato in Italia? E sei nato in Italia. Invece sai che cosa mi è capitato? Di riuscire a cantare anche in altre lingue. C'è una canzone che è molto famosa lì in Brasile, che per capirci è come cantare qui volare. Quindi lì è questa canzone molto famosa di Roberto Carlos,
E guarda un po', io adesso... Ce la canti. Bravissimo, vedi che quando ti applichi impari la scaletta? Quindi con questa canzone di Roberto Carlos accompagnata da Fabrizio Musilli e Federica Chicchiricò vi canto Como è grande un meu amor por você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem mais estrelas, nem mesmo o mar é o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Grazie Fabrizio, grazie Federica, splendidi compagni di viaggio, grazie. Visto che io l'ho incastrata e lei si è fatta incastrare, prima di chiudere noi vogliamo riascoltare la nostra Vilma Goic. Se voglio. Se vuoi. Se voglio. Ma tu vuoi perché sei carina con noi. Se voglio sì, se no no. No, ho fatto i complimenti a Michele perché mi è piaciuta molto la canzone di Michele che non conoscevo. Piace molto la neve a New York perché mi ricorda una nevicata a New York tantissimi anni fa e ero con mio ex marito, ero appena sposata tra l'altro, quindi mi ricordo di questa che siamo entrati in teatro a Broadway tutti eleganti perché pensavamo che si andasse tutti eleganti, una volta a teatro si andava eleganti e invece a teatro erano tutti in jeans, tutti noi gli unici eleganti in tutto il teatro a Broadway. E poi siamo usciti e c'era la neve alta così. Che era io caduta con le mie nel frattempo. scarpine da sera, i miei, capito, tutta elegante così e poi c'è la neve alta così, però dato che io sono nata in mezzo alla neve mi è piaciuta molto. Piace? Sì, mi piace molto. Dove sei nata? A Cairo Montenotte, in provincia di Savona, vicino a dove abitano loro. Salutiamo quindi tutti gli amici
Sì, No, loro, niente. perché devi sapere che Cristina e Michele abitano vicino a me, dove sono nata io, e devo andarli a trovare perché devo rivedere un po' i miei posti, quindi andrò a trovarli, così ci faremo anche una cantata insieme. Bene. Fate Ve? qualche video, Ve? Ti poi piace? mandatecelo. Sì, facciamo anche qualche video perché lei è bravissima a fare i video. Bene. Quindi riprende tutto lei, in assoluto. Vabbè, senti, Vilma, vai, la presento io, faccio- vai. Non presentarla. No, non la presento, però No. devo dire soltanto una cosetta che ci tengo tanto. Non Eh. dico neanche il titolo della canzone, Eh. però questa cosa la dico. Il mio papà l'ha cantata alla mia mamma per convincerla a farsi sposare. Ecco. Quindi erano al mio Vedi? paese in Calabria si facevano all'epoca e si fanno ancora le serenate, e quindi sotto la finestra, se lei accende la luce quando tu canti, vuol dire che si affaccia e accoglie. Se non accende Se la non luce, accende vuol la dire luce che- t'ha dato il bidone. Il problema è che dalle mie parti, se accende la luce, deve anche offrire da mangiare e da bere a tutti. Ah. E quindi perché tutti quelli che hanno fatto la serenata qualcosina hanno Bella bisogno che- di fare per rifocellarsi. Quindi con questa canzone il mio papà ha conquistato la mia mamma. Io devo dire che l'ho cantata anche per il turco in un'edizione di 1000 voci, se no poi mi riprende. brava. È stata l'edizione nella quale il turco ha detto: con questa ragazza faremo grandi cose. Vedi? Quindi, Ecco. oh mamma mia, eccolo il mio babbo, che bello. Guarda, adesso si emoziona, non ti guardare, niente. Va bene, un abbraccio quindi, e grazie a Vilma che ci fa rivivere questa grande emozione. Vilma Goic! Grazie. Vado qua, se no mi sgridano. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e adesso che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e adesso che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera
sono qui. È perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Grazie. Grazie Vilma Goic, io non so in che condizioni sono perché non ho fatto altro che piangere tutto il tempo. Faccio questo effetto. Hai fatto questo effetto. Grazie Vilma Goic per essere stata con noi e io sono sicura che riusciremo a incastrarti ancora per tornare prima della fine di questa edizione di Mille Voci. Ne parlerai col turco, vedremo se ci riusciamo, molto volentieri. Grazie Vilma Goic. Ciao a tutti, grazie. Ti sei accorto che c'è qualcosa c'è già una di nuovo? postazione C'è una postata. È postato, ti sembra che stiamo per ospitare Un gran bel gruppo. un gran bel gruppo, quindi capisci Alessandro che tu te ne devi... Arrivederci. Ecco, un saluto al maestro Alessandro mentre lascia il posto a un grande gruppo che è tornato a trovarci per il nostro piacere e con gioia in questa edizione di Mille Voci diamo il benvenuto ai Santo California! Eccovi! Grazie per essere tornati a trovarci qui in questa edizione di Mille Voci. So che per voi è anche una fatica perché fate anche un lungo viaggio per raggiungerci, quindi... Sì, però grazie anche per averci invitato ancora una volta. Per noi è un grande piacere essere in mezzo a voi. E per noi è un onore avervi qui perché ringrazio. siete veramente sempre disponibili e molto carini con noi. Grazie. Sì, grazie a te anche. Che cosa ci cantate oggi? Sì, noi vorremmo proporvi un brano che è andato di moda negli anni, non diciamo in quali anni, però c'erano gli anni delle telenovelas, sì, Popera, se ti ricordi. Vero. Brillante, Anche i ricchi piangono, e molti la ricorderanno. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare un brano nostro in una di queste telenovela. E ha avuto 80 puntate, credo, 80 no, e portava il titolo di Maledetto Cuore, e quello vogliamo proporvi adesso. Quindi una canzone molto revival, conosciuta, diciamo, un revival sì. di questa canzone conosciutissima di tutti quelli che poi seguivano questa anche moda dell'epoca, questa moda delle telenovela. Quindi i nostri Santo California con Maledetto Cuore. I Santo California!
Santo California. Pietro, inutile che non diciamo l'anno, perché sostanzialmente queste sono le famose sonorità degli anni '80, insomma. Anche per far ricordare le sonorità di un tempo. E le sonorità di un molto tempo. amata da noi artisti dell'epoca. Devo E dire. anche da tutto il pubblico che segue Mille Voci. I nostalgici. I nostalgici, e noi lo siamo anche, quindi... Ho bisogno adesso, Turco, mi devi fare una cortesia, perché io ho bisogno di un attimino di tempo per risistemare la questione qui in studio, quindi facciamo una cosetta. Io lo dico in napoletano, vedrai se non si sente gridare dalla regia. Piamci un caffè. A sentire dire in giro, tutti hanno la passione per la cucina, tutti che si sentono grandi cuochi. Io no. Sto imparando a cucinare. Oggi mi sono messo a studiare la cicoria. L'ho appena ripassata. Questi giovani d'oggi si montano subito la testa. Ho detto a mio figlio di non essere presuntuoso. Non si deve atteggiare solo perché suo padre è un genio. Ben trovati dopo la nostra pausa caffè, che tra l'altro mi aiuta anche a presentare il prossimo ospite che si esibirà qui per noi oggi, che canta una canzone che ha un po' a che fare con il caffè, perché il nostro tenore Matteo Tiraboschi, ciao a tutti, buonasera, ci canta Buongiorno a te. Esattamente, sai perché ho scelto questo pezzo? Perché Dimmi. quando c'è stato il famoso spot in cui cantava Pavarotti, tanti pensavano che ero io. A sto punto mi consacro qua a Mille Voci, Pavarotti non c'è, ma ci sono io, senza vanto. Buongiorno a te. Per voi. Buongiorno questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non c'è. E buongiorno al mio amore per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno voce amica mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei. E coloro che aiutan chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà. È un giorno nuovo e poi chissà che il mondo cambierà e ballerà come un valzer la vita, danzarla dovrai. È un vestito da sera che tu indosserai. È una festa con 1000 invitati, un po' belli, un po' odiati, che tu ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà come una novità. È un dono inatteso che v'arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo dopo l'altro ancora, il mondo cambierà e ballerà come un valzer la vita, danzarla dovrai. È un vestito da sera che tu indosserai. È una festa con 1000 invitati,
stati un po' belli, un po' odiati che tu ballerai. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito, un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Ma danzando la vita che tu imparerai, ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballar con te. Grazie! Grazie a tutti voi! Il nostro Matteone, grazie! Grazie a voi! Grazie per questo buongiorno a te. Vieni Matteo. E non perdiamoci di vista. Non perdiamoci di vista. Bella questa. Sigla! Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Grazie, alla prossima puntata. Ciao!